Con l'avvocato Giovanni Castronovo non ci limitiamo tanto ad analizzare questo 2-2 dal sapore di fine stagione contro la Supergiovane, ma un campionato straordinario del Castellammare. Soltanto tre big sono riusciti a star davanti alla tua squadra, ma possiamo dire senza dubbio una stagione da sogno. Sì, finisce oggi una stagione davvero esaltante. Avevamo programmato una squadra per cercare di raggiungere anche con difficoltà la salvezza senza passare ai play-out, invece cammin facendo si è creato una coesione tra squadra, staff, società, dirigenza e abbiamo inanellato tutta una serie di risultati, devo dire, inaspettati, anche perché abbiamo posto alla ribalta regionale dei giovani sconosciuti che neppure noi avevamo contezza di dove potessero arrivare e abbiamo fatto delle partite davvero importanti anche con buon gioco. Peccato perché ritengo che se non ci fosse questa regola che non condivido dei 10 punti forse avremmo ancora macinato ancora gioco, prestazioni migliori. Purtroppo dopo con la sconfitta con la Nissa, avendo raggiunto la consapevolezza di non poter disputare quasi matematicamente i playoff, abbiamo ovviamente fisiologicamente un po' staccato la spina a livello mentale, quindi sono arrivate delle prestazioni un po' così che ci hanno fatto perdere qualche posizione in classifica. Dispiace perché diciamo, avremmo potuto, secondo me, per quello che abbiamo fatto vedere, fare ancora di più. Però sono enormemente orgoglioso di questi ragazzi, del rapporto che si è creato con Mister Mione. Siamo tornati live, forse per la prima volta in questa partita. Risultato, adesso vi mostriamo anche lo scoreboard di 4-0 per i ragazzi di Mister Gentile. Un inizio probabilmente ottimo da parte dell'Orsa Promosport, però qualcosa non ha funzionato, forse anche un po' di timore contro una formazione che ha vinto campionato e Coppa Provinciale Palermitana, chiaramente come l'armata di Mister Gentile, e lì poi qualcosa è cambiato. Il primo gol di Sujon e poi successivamente le grandi giocate con la doppietta di Gennaro. Una partita che sicuramente al momento vede il rosanero davanti, ma inizia anche il secondo tempo con un cambio, perché fa il suo ingresso Alessio Leto, resta in campo Danilo Alario, Sujon e Lopez invece a completare il quintetto. Poi da fuori prova questo tiro Presti, aveva visto Perdichizzi fuori dai pali che era effettivamente leggermente più avanti. Oh sì, due vasi. Sujon, Due vasi, Sara, questo non dobbiamo fare. Vedi, questo non ti deve scappare. Lopez, poi Sujon, Vanno, da. Alario, poi Sujon. Nel frattempo Sujon avanza, può calciare a parecchia, Lopez c'è in mezzo Leto, cerca invece il passaggio per Lever. Sujon che è l'unico giocatore al momento di quelli che hanno trovato la marcatura oggi ad essere in campo in questo momento, perché sia Chinnici che Gennaro sono fuori. Laterale. Presti, c'è largo Salamita, lo serve adesso, esce sulla pressione Alario, che come abbiamo anche detto nel corso del primo tempo è andato molto bene in partita, poi insegue il suo avversario, poi lo lascia in realtà. Spinella, Salamita, c'è Arcoraci largo, lo serve l'anticipo di Leto che può partire in mezzo a due fasi, si incespica con il pallone, però l'ultimo tocco è comunque maglia gialla e dunque rimessa Palermo Futsal Club. Lopez, Sujon, sterzata, riesce sempre questa giocata, Lopez si butta dentro la di rigore, vediamo se c'è il passaggio su Alario, arriva adesso, va sul mancino, viene fermato forse nel momento più importante, quello del tiro verso la porta. Presti allarga molto bene le parti, Arcoraci che però non ci arriva, forse per un soffio, non era una palla sbagliata quella da parte di Presti che aveva visto il taglio su Arcoraci, però Sujon comunque stava seguendo l'azione. Lopez,
Avanza Alario che però quasi come uno yo-yo adesso prende la profondità, un movimento che probabilmente avrà visto tante volte fare a Vito La Fiora, che sappiamo essere un maestro in questo tipo di movimenti. Tanto Sujon può puntare al Coraci, c'è Leto che vuole il pallone ma va da solo, Sujon salta a tutti, poi appoggia per Lopez, va giù, però non c'è nulla. Caduto solo Sujon per il direttore di gara, non è d'accordo il numero 8, però lo è sicuramente il direttore di gara. Intanto Salamita con Lopez, l'ultimo tocco sembrerebbe essere quello di Salamita e infatti lo stesso 10 si allontana dal pallone e permette la rimessa laterale. Presti vuole andare in mezzo a due, Sujon e Leto lottano la punta, poi per Alario si ferma ma si continua, poi Sujon le finte, va sul mancino, Killari riesce a respingere, si chiude quasi accartocciandosi su se stesso. Lopez pressa veramente tanto in alto, però commette anche fallo. Non è d'accordissimo in realtà della decisione del direttore di gara, però sembrava effettivamente corretta. Lopez chiude ancora una volta con i tempi giusti, la palla però non è ancora uscita dal campo e chissà se qualcuno l'avesse anche inseguita questa palla. Presti, il taglio con l'esterno, servire al Coraci che cerca il secondo palo, però la tibia di Alessio Leto, sempre molto bravo a difendere, abbiamo sempre detto in ogni nostra diretta, tutto il campionato, ricordiamo infatti qui sui canali di Sportisoli in esclusiva assoluta tutte le partite di campionato, Coppa Provinciale, adesso anche Coppa Regionale del Palermo Futsal Club. Nel frattempo stava per combinarla veramente grossa qui Alario, mettendo un po' di difficoltà ai suoi compagni, poi però per Di Chizzi è chiuso la porta. Diciamo dunque che Leto è un giocatore che sicuramente ha delle ottime doti offensive, però in fase difensiva si fa comunque rispettare. Poi Alario con Arcoraci si dicono qualcosa. Presti, c'è Spinella ma non lo serve, va da Salamita. Presti di prima su Gianne, sbaglia il tempo dell'anticipo. Sempre Spinella con il tacco, libera molto bene quei Presti che avanza in di rigore, poi cerca il traversone in mezzo, sempre però Leto a mettere una pezza, si autolancia in avanti su Gianne, risale Leto, palla di ritorno, Leto salta il portiere, Leto potrebbe trovare la porta ma non riesce, c'è Alario libero, cerca invece un traversone per Sujon che si coordina, la carezza, va sul destro, palla in mezzo, Leto ancora il palo e poi la palla entra in porta con Arcoraci che è l'ultima a toccarla, però possiamo dire mezzo gol di Leto, perché con Sujon aveva fatto veramente una grande azione. 5-0. Da sottolineare qui tutta l'incredibile genialata di Sujon, perché da quella distanza probabilmente avrebbero calciato tutti. Salamita. Siamo velocissimi, ora mi stai girando. Leto ruba il pallone ancora una volta, si autolancia, c'è Sujon, Leto calcia! E adesso qui si voleva mettere in proprio Alessio Leto. La palla non è entrata, però che partita! E questa sicuramente è una notizia per Mister Gentile, perché può contare veramente anche su una panchina che meriterebbe probabilmente di giocare forse anche un po' di più, perché Leto è un giocatore che merita tanto, sicuramente per la dedizione in campo ma anche per le abilità tecnico-tattiche. Intanto Spinella si continua con la punta, cerca il tiro, prende sul polpaccio, però Lopez si riparte con Sujon che si autolancia, è più veloce di Spinella e lo sa, cerca il secondo palo, vediamo Sujon, mette in mezzo per Alario, palla che viene allontanata però dalla difesa e dunque si continua ancora con il forcing da parte dei rosanero. 5-0 il risultato, ma sembrerebbero quasi non volersi fermare. Leto allo spazio, 1-2, Lopez, Sujon, c'è molto basso Alario, ma Sujon vuole il suo solito sinistro, poi rientra destro, Sujon può calciare, Sujon se l'era costruita benissimo, è quasi incredulo di non aver trovato la porta, ed effettivamente diamo anche ragione al numero 8 che da lì solitamente è letale.
Torre la difende in mezzo a due, prova a passare, non si passa però con Lopez, si complica tanto la vita, qui forse un po' troppo, un eccesso di serenità, poi Arcoraci passa e calcia, palla che termina fuori, non di molto per Dizzi, era già in porta e va subito lungo per Sujon che la controlla con la testa, poi Salamita si concede anche un gran bel dribbling, nel frattempo fuori l'aereo, dentro Capitan Vito La Fiora che ha giocato soltanto nel primo tempo, poi il contrasto Torre vuole il dribbling e calcia per De Chizzi, blocca senza troppi problemi, nel frattempo si concretizza un cambio con Sujon per Luca Vivarelli, cambio sicuramente più offensivo, però c'è Leto che chiaramente va un po' ad equilibrare il tutto, è un po' l'equilibratore in questo caso Leto. Vai, 3 siamo. Qui sbaglia Capitan La Fiura, ancora a secco quest'oggi. Sul secondo palo La Fiura la chiude molto bene giocando quasi da centrale, un ruolo che può fare benissimo, in buca per Vivarelli, per La Fiura, ancora Vivarelli può calciare, prende Torre sulle ginocchia, però grande altruismo da parte di Capitan La Fiura che nonostante ancora non abbia trovato il gol aveva servito comunque Vivarelli nonostante potesse calciare verso la porta. A volte anche le qualità da leader si capiscono da queste mosse e La Fiora sicuramente lo è. Lopez per Leto, l'anticipo ottimo di Salamita che probabilmente è il migliore dei suoi, poi il dribbling su Vivarelli, però la palla era già terminata in out e dunque rimessa laterale. Lopez, c'è lo scatto di Vivarelli che al momento è solo, Vivarelli lo guarda, anzi La Fiora lo guarda, ma serve poi Leto che avanza, veloce e punta e calcia, esterno, La Fiora. Lopez, c'è l'Argoleto, accorcia Vivarelli, Capitan La Fiura adesso sul punto di battuta. Leto, esterno, Vivarelli 1-2, Lopez si infila Leto, va però da Vivarelli che va sul destro, cerca la porta, Chillari per un attimo probabilmente pensa anche a calciare, poi però vede per De Chizzi ben messo tra i pali e ritorna nei suoi piani. Torre cerca di coordinarsi per poter calciare, il taglio di Salamita che cerca un passaggio che però non arriva, adesso con l'esterno 1-2, molto bene, Salamita calcia per De Chizzi, poi La Fiora prima che possa arrivare sul tiro anche Torre, qui ottima la parata, però che giocata di Salamita che comunque l'ha detto più volte è l'ultima mollata. Blasco, Salamita, ancora Blasco, poi intervento di La Fiora, tutto il regolare, si continua, Lopez con l'esterno, Blasco metti tutti d'accordo dando palla a Chillari che cerca di velocizzare, poi Mister Gentile si improvvisa un giocoliere con il pallone, ma è rimessa per i gialli e dunque questa azione insistita da parte di Spinella che va un po' sul fondo, un po' si va a bloccare lì, una conclusione smorzata, poi dentro invece Billy Terry per Lopez e dunque il centrale adesso invece è Chinnici perché fa il suo ingresso al posto di Leto, una grande partita per Alessio, 11 minuti di bel gioco per lui. Adesso però è ritornato il cervello in campo, ovvero Lorenzo Chinnici. Abbiamo perso veramente le parole per questo giocatore che prima di questa partita aveva realizzato 17 assist in campionato e 10 in coppa, ma dobbiamo aggiornare le statistiche perché quest'oggi ne ha fatti. Blasco rischia un po', riesce comunque a servire Spinella, buona che è uscita dalla pressione dell'Orsa con La Fiora che chiude la strada anche in fase difensiva, molto utile La Fiora che quest'anno forse a differenza degli anni passati è un giocatore che comunque cerca e ovviamente trova con grande costanza la porta, però comunque fa tanto lavoro sporco, tanto lavoro difensivo e questo chiaramente l'ha portato in stagione a poter coesistere con Gabriele Gennaro, o forse possiamo dire Gabriele Gennaro di coesistere con Vito La Fiora perché chiaramente La Fiora si è spostato un po' più sull'esterno
ma è un ruolo che per la qualità, per l'esperienza all'interno del mondo del futsal che può chiaramente fare con grande qualità, nonostante forse nei laterali venga chiesta tanta corsa, tanto dribbling, tanto sacrificio. La Fiora forse non mette queste qualità, però ha dalla sua l'esperienza, sicuramente la tecnica, il fisico e poi chiaramente la grande qualità, oltre che a senso tattico. Intanto Vivarelli può calciare, Killary, poi Vivarelli può alzare la palla, Killary ancora super, nonostante la doppia occasione con la Fiora che un po' si arrabbia perché voleva questo pallone. Poi conta, vede Torre, cerca il secondo palo per Blasco che di testa non arriva puntuale. La Fiora molto arrabbiato qui con Vivarelli che poteva e doveva servirlo, forse non la prima volta ma la seconda sì. C'è il taglio di Billitteri, Chinnici vuole il mancino, sfida Torre, adesso Billitteri, c'è in mezzo la Fiura, Chinnici ancora, poi Billitteri parla con il direttore di gara, si è fermato quasi straniato dalla partita, non sapeva il motivo. Vivarelli per la Fiura che può calciare con la punta, non perfetto dalla conclusione Vito la Fiora, però sta scaldando il piede. Forse poteva servirlo al secondo palo, forse la Fiora non l'ha voluto fare, forse anche per l'azione precedente. Nel frattempo rientra in campo anche Carmelo Fazio con la 19. Chinnici salta l'uomo, poi cerca il passaggio su Billitteri ma sbaglia, forse il primo errore della sua partita. Blasco per il Coppa che mette un secondo palo, era una palla giustissima perché Fazio si era inserito con i tempi giusti da parte di Salamita, che era stato anche molto preciso, una palla giusta. Probabilmente se Fazio avesse anche soltanto impattato il pallone avrebbe trovato il gol. Nel tempo si sta mettendo con Toni Calì e forse potrebbe starci anche un cambio tra i pali, ma un po' insolito perché Mister Gentile non è un allenatore solito a fare questo tipo di cambi, però vuole dare anche spazio a Calì e dare forse il secondo clean sheet consecutivo a Perdichizzi. Intanto il taglio con il pallone verso Salamita che viene fermato, poi Vivarelli è più veloce con Torre, vuole rientrare sul mancino, palla rimane lì, Vivarelli, Killary, poi la Fiora e ancora Killary e poi lontano invece Blasco, non riesce a segnare il capitano e infatti dentro Calì, fuori Perdichizzi. Un cambio insolito per Mister Gentile, però anche giusto per dare 15 minuti a Calais con Perdichizzi che dunque fa il suo secondo clean sheet consecutivo. Poi la Fiura, il contrasto perfetto, lotta su tutti i palloni, poi perde il rimpallo però con Torre che è molto rapido, apre con l'esterno ma trova soltanto Chinnici, il Vivarelli apre per la Fiura, sbaglia il passaggio. Blasco viene inseguito per un primo istante poi viene fermato, poi sì, anzi viene più inseguito in mezzo a due, quindi rischia veramente tanto in realtà Fazio. Previti, Presti, chi rischia tanto con la Fiura che infatti fa valere il fisico per avere la meglio. Previti dopo il pallone di Presti, adesso Killary si gioca con il quinto. Ricordiamo che Chinnici ha segnato proprio durante questo tipo di tattica, però subito prontamente Calì a dire ai compagni di difendere il quinto. Nel frattempo un'apertura immotivata da parte di Presti, un secondo tempo sicuramente migliore per l'Orsa rispetto al primo, però il non essere rientrati in gara con un gol ha probabilmente tagliato un po' le gambe e i giocatori in maglia gialla. Attacco di Presti molto bene per la conclusione che viene tentata da Fazio, presa però da Vivarelli, non la tocca Calì, comunque calcio d'angolo. Poi la Fiora non ne concede il passaggio, nemmeno il dribbling, due volte lotta ancora, capita la Fiora che potrebbe cercare la porta ma non lo fa. Chinnici ancora per la Fiora, c'è Billitteri in mezzo, la Fiora secondo palo, perfetto il passaggio di Vito la Fiora che oggi non è un cannoniere, è un assist man, lo fa perfettamente perché Billitteri trova il gol del 6-0.
Qui tutta, dicevamo, la capacità di leadership, a volte e anche mettere di lato la propria gloria personale per cercare di far segnare i compagni, e Vito La Fiora quest'oggi l'ha fatto da capitano, non ha trovato un gol, però ha fatto una partita comunque magistrale. Chillari. Poi palla di ritorno per Blasco, un po' messo in difficoltà ma riesce comunque a controllarla. Adesso c'è Presti, nel frattempo è rientrato Gennaro, ma vediamo se ci sarà spazio ancora per il piccolo Danilo Alario. Nel frattempo Catania, subentrato a Vivarelli, che era apparso un po' stanco, soprattutto nelle ultime giocate, dove forse non era stato molto lucido. Catania vuole passare, non riesce, poi Gennaro alla meglio, c'è Catania, il passaggio venne però murato da un ottimo Blasco che riparte in 3 contro 2, lo fronteggia Bellettare che riparte a 1000, sempre molto carico e molto attento il 4, che poi in uno scontro con Blasco rimane giù, chiede un calcio di punizione che però non viene sanzionato. Bitteri dice di allontanarsi a Gennaro, forse perché vuole tornare dietro. Infatti fa proprio questa giocata con Chinnici e Catania ad addomesticare il pallone. Intanto minuto 49 di gioco, mancano 11, non è stato chiamato nessun time out. Bellettari sguscia ancora via, ruba l'ennesimo pallone, poi Catania con tutta la sua tecnica, eleganza, maestosità riesce ad avere la meglio. Gennaro, tacco per Chinnici che però non è, aggancia il pallone. Bellettari nasconde il pallone, che partita di Bellettari comunque. Catania avanza, prova il passaggio ma sbaglia, un errore non da lui. Blasco, tunnel su Gennaro, quasi come un tergicristallo cercava di andare da una parte all'altra. Poi Bellettari tocca l'ennesimo, intercetta l'ennesimo palla della sua partita. Che partita anche per lui. Chillari per Presti, poi Bellettari, il tunnel, Bellettari che gioca da poi, cerca la porta! Cosa ha combinato Antonino Bellettari? Un gol sensazionale, tunnel con la suola e poi porta vuota, non sbaglia, 7-0. E con questa doppietta Bellettari sale a quota 7 in stagione, 3 in campionato, 4 in Coppa. È l'uomo della Coppa, lui che ha segnato anche nella finalissima di Coppa. Intanto riesce ad accorciare le distanze l'Orsa con Necalì che prende il pallone da dentro la porta. E dunque 7-1 alle 50 di gioco. Segnato Blasco, se non abbiamo visto male, sì, perché non ci sono state esultanze da parte dei giocatori, dunque non ci hanno aiutato nel riconoscere il giocatore, ma dovrebbe trattarsi di Blasco, quindi segna il gol con una buona azione comunque dell'Orsa. Nel frattempo Chinnici prova un rischio enorme con Nefazio, poi si scontra, ma tutto ok. Nel frattempo Alario è rientrato in campo al posto proprio di Bellettari. Catania per Gennaro, per lui 2 gol. Gennaro apparecchia per Alario che si divora tutto il possibile in questo caso. Alario, poi Blasco alla meglio, Blasco ancora, poi Super Calì che con l'addome riesce ad allontanare proprio il dribbling. Alario molto bravo, allontana anche la palla, forse un po' per stanchezza, forse anche un po' con un pizzico di rabbia per la grossa occasione avuta e sprecata malamente. Presti, c'è Chillari, si gioca sempre con il quinto, una giocata che però non ha dato tanti frutti. Poi Gennaro lotta, Catania rallenta un po' il gioco, il dribbling di Catania che qui nasconde il pallone di fondo, che magia. C'è l'area dall'altra parte, Catania doppio passo, vuole il destro, apparecchia, Alario calcia e qui Super Killer l'aveva presa bene questa volta il piccolo 2005. Palla in calcio d'angolo, ma ancora una volta che qualità Francesco Catania. Sembra veramente una porta stregata per Alario. Schema sempre per il 18 Catania.
C'è Chinnici, largo Catania, vicino anche Gennaro, per lui va da Francesco Catania, finte. Vuole il taglio di Daniele Alario, Catania lo guarda per un istante, quasi forse ci pensa ad un'imbucata molto complicata, però con sicuramente pensata. Poi il tacco di Catania per Gennaro, 1-2 che funziona, Gennaro cerca la porta, il palo, poi Alario, vediamo se va sul suo mancino, si ferma in mezzo a due, passa, Alario col destro, non la inquadra. Ha avuto veramente tante occasioni Danilo Alario oggi. Previti, Presti, imbucata, Chinnici mette tutti d'accordo, Catania, c'è Gennaro, vediamo se gliela passa, Gennaro per Alario, qui ha sbagliato tutto Gennaro, però da apprezzare probabilmente il gesto altruista per il compagno. Poi Catania sbaglia l'anticipo, adesso sono un po' saltati tutti gli schemi in realtà, perché si sta giocando con i rosanero tutti in avanti, ma in realtà anche l'Orsa. Quindi Gennaro a Alario, vuole il dribbling ma non passa, un rimpallo, lo favorisce, trova Gennaro, vediamo se lo riserve nuovamente, apre tutto per Chinnici, c'è il taglio di Alario, va sul destro, poi vuole forse un passaggio che non arriva, Chinnici per Alario, la tiene in campo, forse no, e infatti Arcoraci, che ha partito anche molto bene in realtà nel primo tempo. Poi Previti, buona magia, palla ancora dentro, Cali chiude con un piccolo rimpallo a Alario, un 3 contro 1, apre il pallone su Catania ma sbaglia tutto, si riparte un 3 contro 1 questa volta dall'altra parte che viene sfruttato anche meglio, però bisogna fare i conti con Lorenzo Chinnici che mette la palla in calcio d'angolo. Poi conclusione di Presti, fa tutto bene, ne salta 2, palla in buca d'angolo, 7-2. Un grande gol in questo caso da parte di Presti che ci ha creduto fino all'ultimo, lo stanno un po' riaprendo i ragazzi dell'Orsa, forse un po' troppo tardi in realtà. Nel frattempo dentro Luca Vivarelli, fuori Gennaro, dunque si mette Alario come pivot, invece Vivarelli nel suo ruolo naturale, ovvero quello di laterale. Nel tempo Presti cerca di suonare un po' la carica per i suoi. Vivarelli non taglia Alario, lo fa forse con un pizzico di ritardo, Chillari si allunga il pallone, poi Chinnici alza col mancino, voleva forse provare nuovamente quel gol. Mancano 5 minuti, non ci immaginiamo però un recupero importante, non ci sono state delle interruzioni. Previti di prima, Chinnici va sul mancino, salta Fazio. C'è il taglio di Vivarelli, lo serve adesso Lorenzo Chinnici per Luca Vivarelli sul secondo palo, rientra Vivarelli, viene fermato in mezzo a due, adesso Presti suola, tunnel probabilmente su Vivarelli ma non funziona, Chinnici con il petto, quasi un tiro da parte di Chinnici verso Alario che non la può controllare. Arcoraci, Previti, c'è Chillari che va infatti sulla fascia, cerca di giocarla ma Chinnici allontana su Torre, poi Alario la controlla molto bene con la sola, si appoggia Luca Vivarelli, ma se punta, Vivarelli va sul mancino, Vivarelli poi il fallo forse di Vivarelli non sanzionato, si continua, Fazio apre per Torre contro Calè che però non si fa beffare, molto alto e con esperienza allontana il pallone, poi Catania contropiede, c'è Alario sul secondo palo, Catania le finte, vuole saltare il portiere, forse poteva servire Alario, Catania cerca la porta, si è messo in proprio, poi Chillari cerca anche la porta. Catania poi Chillari lascia il possesso, poi Arcoraci
per Fazio, che potrebbe cercare il compagno in mezzo, non passa, poi cerca invece la cosa, oggi voleva anche un tocco col braccio, non viene sanzionato però. Tutto che si continua, Kinnic esce fuori sempre con la sua grande velocità, apre per Vivarelli che può cercare la porta via, cerca il secondo palo per Alario, che si era anche posizionato bene però. Previti. No, alla prossima poi, Io provato. C'è Torre in basso, che infatti viene servito in questo momento, ha avuto 58 di gara, 7-2 risultato, ma Palermo Futsal Club che un po' scherzato con il gol, stato vicino tante volte, ma sprecando malamente, forse anche in maniera un po' eccessiva, però soprattutto chiaramente un po' sta dicendo ciò. Nel frattempo Kinnic si consente anche, si concede anzi un dribbling molto complicato, ma che a lui non fanno mai paura. Su Torre, poi Catania apre per Vivarelli, poi Previti con il fisico alla meglio. Vivarelli lotta, ma si continua ancora Previti, si autolancia, fa tutto solo, poi scontro con Alario, si continua con Torre che però direttamente tra le braccia di Peppe Calè. Poi fuori Previti, dentro Salamita, e dunque Catania parecchia per Alario e riesce finalmente anche a segnare. 8-2, l'abbraccio con Calè, con Catania, arriva anche Kinnic ed è 8-2 risultanza di Daniele Alario. Adesso anche la felicità del piccolo classe 2005 che lascia il campo a Vito La Fiora dopo il gol. La felicità anche del direttore commerciale, nonché suo padre chiaramente, Filippo Alario, sempre presente in ogni partita. Intanto imbucata di Kinnic, Chillari questa volta da libero quasi ad agire, Torre sul secondo palo, Arcoraci, poi Calì ancora con l'addome a Didino, che parata di Calì, però grande azione dell'Orsa. La Fiora, Catania, se lo serve Catania, La Fiora! Arriva il gol anche per il capitano, mancava effettivamente lui, il bacio verso la telecamera, c'è chiaramente un saluto verso la moglie Elenia, che da casa sicuramente lo starà vedendo. Vito La Fiora ha fatto il 9-2. E poi termina qui la partita con 5 secondi di anticipo, con 4 secondi di anticipo, dunque vola in finalissima il Palermo Futsal Club che vince con il risultato di 9-2 contro l'Orsa Promosport nel doppio scontro. Ricordiamo la gara di andata terminata con il risultato di 0-1, molto equilibrata, invece nella sfida di ritorno i rosanero hanno cercato di aumentare il distacco e credo che si possa anche dire che ci siano riusciti. Una vittoria più che convincente, supera le prestazioni di un po' tutti i giocatori, difficile scegliere il migliore in campo, sicuramente Kinnic, Perdichizzi potrebbero essere tra i migliori, ovviamente anche Vito La Fiora, insomma un po' tutti, ma grande merito chiaramente anche alle duo in panchina, Mister Gentile e Mister Punzina. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisere è tutto, vi ringrazio e alla prossima.